Intervenire sulla parità di genere non è mai semplice. I dati oggi ci restituiscono una situazione che direi è urgente affrontare in modo sinergico, facendo comunità e soprattutto creando delle alleanze. Sappiamo bene come la donna stia pagando uno svantaggio occupazionale che diventa ancor più ampio quando mancano competenze, soprattutto quando manca formazione. Rileviamo che l'Italia è il paese europeo con il maggior divario di genere in tema di tempo dedicato al lavoro domestico e alle attività di cura ed è ancora l'Italia il paese dell'Unione Europea con la più alta incidenza di part-time involontario. Il nostro paese inoltre registra anche un tasso di inattività del 38%. Ci riferiamo quindi a quelle donne che non lavorano ma che addirittura non cercano proprio un lavoro. Considerazioni queste che di fatto si inseriscono in un momento che definiamo di glaciazione demografica. Glaciazione perché? Perché non c'è nessuna primavera all'orizzonte, nessuna fogliolina verde all'orizzonte. E in un contesto di invecchiamento della popolazione. Di fatto sta succedendo che nascono pochi bambini, ma viviamo più a lungo, con la conseguente necessità di ridefinire politiche a sostegno della genitorialità, ma al contempo implementare un sistema di welfare territoriale che sia rispondente alle necessità della popolazione più anziana. Facendo però attenzione ad una cosa, che i dati Istat ci raccontano che dopo i 70 anni la donna vive mediamente più dell'uomo, quindi troveremo delle donne sole e con una pensione purtroppo più bassa rispetto a quella del genere maschile. Come uscirne allora? Beh, un futuro sostenibile deve mettere al centro la persona, andando ovviamente oltre le differenze di genere per valorizzare invece ciò che ognuno porta, le capacità che ciascuno porta nei diversi contesti organizzativi e nei contesti sociali. Spero non sia uno slogan, ma la parità non ha età. Parità di genere significa, creare insieme il contesto per poterla raggiungere e insieme intendo che si debba creare un'alleanza non solo sociale, ma anche proprio di genere, uomini e donne che insieme, mettono in atto una serie di pratiche, di politiche e di sistemi proprio per raggiungere la parità.